Questo programma è offerto da Condifesa FVG. A tutti voi buonasera, bentrovati a questa nuova puntata di Elettroshock. Covid-22, il titolo che abbiamo scelto questa sera. Non si tratta naturalmente di una nuova variante, ma solo di una considerazione diffusa in questo periodo. In pochi si sarebbero aspettati un virus così aggressivo anche nel 2022. Invece continuiamo a fare i conti con una variante che si sta diffondendo, che si sta propagando e che ci porta numeri diversi sicuramente da quelli che i più si sarebbero immaginati in questo inverno. C'è un dato che colpisce particolarmente, è un dato che si ricava proprio dal bollettino Covid di oggi. In Friuli Venezia Giulia sono più di 40.000 i cittadini che si trovano in isolamento, positivi al Covid, costretti a rimanere chiusi nelle loro abitazioni, almeno altrettanti, immaginiamo, se non di più, i cittadini che si trovano in quarantena perché entrati in contatto con un positivo. Numeri importanti, un cittadino su 30 della nostra regione in questo momento è in isolamento. Questo si traduce in una serie di difficoltà che in qualche maniera coinvolgono un po' tutte le famiglie. I cittadini che scoprono di essere positivi, che attendono una chiamata del Dipartimento di Prevenzione per capire come muoversi, quando fare il tampone, per quanto tempo rimanere in isolamento, e poi i cittadini che ricevono l'atteso SMS con l'esito negativo del tampone di uscita, ma che di fatto restano in isolamento fino a quando non arriva il certificato di fine isolamento, che può essere messo solo dal Dipartimento di Prevenzione. Tante difficoltà, aumenta anche la tensione in questo contesto. Poi ci sono gli effetti sugli ospedali, ne abbiamo parlato in questi giorni, le strutture ospedaliere si trovano a dover ridurre l'attività ordinaria chirurgica, ben del 40%. Questo ovviamente ha effetto sul trattamento di tutte le altre patologie e sono tante, sono sempre le stesse, quelle che c'erano anche prima del Covid. Una situazione insomma complicata. Il Friuli Venezia Giulia peraltro è nelle condizioni di poter andare in zona arancione già dalla prossima settimana. Si diceva prima del problema delle persone che hanno di fatto concluso il loro periodo di isolamento o che, per meglio dire, hanno ricevuto l'SMS che segnala la negatività del tampone. Possono passare anche diversi giorni prima che arrivi il certificato dal Dipartimento di Prevenzione che libera, così ormai siamo abituati a dire, i cittadini che si sono negativizzati al Covid. Qualcosa potrebbe presto cambiare, l'obiettivo è di arrivare entro la settimana a far scattare quell'automatismo per cui nel momento stesso in cui l'esito negativo del tampone viene processato dal sistema informatico, in quello stesso momento al cittadino arriva l'email che lo libera. Questo stanno lavorando Regione, le 3 aziende sanitarie del territorio ed INSIEL. Ufficialmente guariti dal Covid, ma costretti per diversi giorni a restare comunque in isolamento in attesa del certificato emesso dal Dipartimento di Prevenzione. Una condizione diffusa in regione, soprattutto da quando la variante Omicron ha iniziato ad imperversare, che ha messo in difficoltà migliaia di cittadini e tantissime famiglie. Presto però la situazione è destinata a cambiare. La Direzione Centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia, tutte e 3 le aziende sanitarie del territorio ed INSIEL stanno infatti lavorando alla predisposizione di un automatismo che intervenga nella fase di emissione del certificato di fine isolamento.
La conferma arriva dal direttore generale dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, Denis Caporale. La possibilità di introdurre questo automatismo, spiega, è stata introdotta solo dal nuovo DL. Oggi il cittadino che ha contratto il Covid si vede inviare un SMS con l'esito del tampone. Non è però sufficiente questo messaggio, con il quale viene comunicato il risultato negativo del test, per considerare concluso l'isolamento. Questo prosegue e dunque non si può uscire di casa né tornare a lavorare fino all'emissione del certificato di fine isolamento da parte del Dipartimento di Prevenzione. Il sistema che stiamo mettendo a punto, precisa Caporale, prevede che il certificato arrivi alla casella di posta elettronica dell'isolato nel momento in cui l'esito del tampone entra nel sistema informativo, di fatto contestualmente all'invio dell'SMS. L'obiettivo di Regione, aziende sanitarie ed INSIEL è quello di rendere operativo l'automatismo entro questa settimana. 4.000 nuovi positivi al giorno si traducono in altrettante persone che si aspettano la chiamata del Dipartimento di Prevenzione per capire cosa fare. 40.000 persone in isolamento sono cittadini che prima o poi riceveranno l'SMS che dice loro che il tampone d'uscita è risultato negativo e anche loro si attenderanno una comunicazione dal Dipartimento di Prevenzione per capire quando poter tornare in libertà. I ritardi nella comunicazione spesso mettono in ansia i cittadini che non riescono a mettersi in contatto direttamente con il Dipartimento di Prevenzione. Spesso è molto difficile riuscire a contattare anche il medico di base con il telefono che scotta, sempre occupato, e poi tutte le altre visite. Che cosa succede? Succede che i cittadini prendono letteralmente d'assalto le farmacie, non per comprare medicinali ma per porre quelle domande alle quali nessun altro risponde. Così cresce il disagio tra i professionisti della Regione. Al ritmo di 4.000 contagi al giorno, con i dipartimenti di prevenzione che non riescono a gestire il flusso quotidiano di chiamate e mail e con i medici di base che spesso non sanno come districarsi tra visite e telefonate, i cittadini sempre più spesso si rivolgono alle farmacie per cercare di trovare risposte a domande e dubbi che altri non riescono a risolvere. E così tra i professionisti crescono disagio e malumore, anche perché i cittadini che si presentano al bancone o telefonano non di rado sono esasperati ed aggressivi verbalmente. 4.000 contagi al giorno si traducono in altrettante persone che attendono di essere contattate dal Dipartimento di Prevenzione per ricevere indicazioni sull'isolamento e sui tamponi da effettuare. 40.000 cittadini in isolamento, tanti sono oggi, faranno ad un certo punto un tampone che risulterà negativo e in quel momento cominceranno ad attendere la comunicazione di fine isolamento da parte del Dipartimento di Prevenzione. Quando la telefonata non arriva, magari dopo 2 o più settimane, durante le quali si è rimasti chiusi in casa, la tensione cresce e spesso sfocia in sfoghi con il farmacista di fiducia. Sono risultato positivo ad un test fai da te, cosa devo fare? Sono contagiato ma nessuno mi ha contattato, come mi muovo? Sono solo alcune delle domande che si sentono porre i professionisti. Al bancone arrivano anche persone per la prenotazione del vaccino, che reagiscono male quando sentono che il siero non è quello che avrebbero voluto. Tante altre chiedono di anticipare l'appuntamento per l'inoculazione. Poi ci sono persone che, pur avendo concluso il ciclo vaccinale, non ricevono il Green Pass. A tutto questo, senza naturalmente contare l'attività ordinaria, si aggiungono i tamponi che vengono effettuati in 200 farmacie della Regione. In questa fase i test effettuati per il dubbio di essere positivi o perché si è entrati in contatto con una persona contagiata superano quelli eseguiti dai non vaccinati per ottenere la certificazione verde. I farmacisti del Friuli Venezia Giulia poi attendono comunicazioni ufficiali dalla Regione anche sui tamponi da effettuare gratuitamente per gli studenti. Il nuovo decreto anti-Covid infatti ha introdotto fino al 28 febbraio per gli studenti delle scuole medie e superiori in regime di autosorveglianza la possibilità di effettuare gratuitamente i test rapidi in farmacia e nelle strutture sanitarie autorizzate a seguito della prescrizione medica. Per gli alunni delle primarie invece i test continuano ad essere effettuati nelle strutture del servizio sanitario. A 3 giorni dalla ripresa delle lezioni questa possibilità resta solo sulla carta.
E adesso sentiamo le parole del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, che ha fatto sapere di sposare la linea adottata dal governo Draghi per contrastare la variante Omicron e ha detto anche di essere convinto che la scuola debba essere in presenza. Il Presidente della Regione ha appunto confermato che il rischio che il Friuli Venezia Giulia la prossima settimana vada in arancione c'è, ma ha anche detto saremmo in zona bianca se non fosse per i Novax. Abbiamo dei numeri impressionanti su una platea di soggetti che è decisamente minoritaria. Noi abbiamo poco più di 10% di persone non vaccinate che occupano in generale il 60% dei posti letto, ma in terapia intensiva ne occupano moltissimi, io penso che sfioriamo il 90%. Di posti letto occupati da persone non vaccinate. Quindi la partecipazione alla campagna vaccinale è fondamentale per proteggere se stessi e per tenere a riparo le strutture ospedaliere, perché noi adesso abbiamo dovuto ridurre alcune attività. Devo ringraziare il nostro sistema sanitario perché l'ha ridotte in modo inferiore rispetto ad altri territori. Noi parliamo in prospettiva di una riduzione del 40% di tutte le attività, in alcune regioni ormai si supera il 50%. Però dobbiamo ridurle perché il personale deve essere impiegato per curare le persone malate di Covid. Se queste persone fossero di meno, è chiaro che avremo più possibilità nei nostri ospedali. Voglio ricordare oltretutto che rispetto alle nostre proiezioni, se tutti fossero vaccinati, noi non saremmo in zona gialla vicini alla zona arancione, non saremmo nemmeno lontanamente, saremmo in una zona bianca super, perché saremo assolutamente più bassi dei parametri previsti per la zona gialla. Perché Draghi era detto che la scuola non si chiude. Io penso che oggi noi dobbiamo ragionare in un modo diverso rispetto a come abbiamo affrontato la pandemia in passato. Cosa voglio dire? Ormai il numero di contagi è esponenziale. Pensare di chiudere attività per ridurre i contagi è illusorio. Noi dobbiamo pensare oggi di cambiare strategia perché è cambiato il virus, siamo di fronte a una nuova variante estremamente più contagiosa, ma che vediamo che soprattutto con le terze dosi riusciamo a ridurre in modo molto forte la gravità della malattia stessa. Quindi cosa bisogna fare? Bisogna ridurre i tamponi per gli asintomatici e i tracciamenti, perché è insostenibile. In tutta Italia sto parlando, è insostenibile inseguire centinaia di migliaia di persone al giorno, non lo si riesce a fare, è tecnicamente impossibile. Allora facciamo i tamponi per i sintomatici, vediamo di favorire la campagna vaccinale, perché oggi l'obiettivo non è quello di fare sparire i contagi, ma noi dobbiamo far sparire la malattia grave e lo si può fare con il vaccino. Se noi abbiniamo quindi l'incentivo alla campagna vaccinale e allo stesso tempo riusciamo a monitorare e dare risposte sanitarie a chi è positivo e quindi riusciamo a tamponare, a tenerlo sotto controllo, raggiungiamo l'obiettivo. Se qualcuno pensa che chiudere un'attività o l'altra possa ridurre i contagi con questi numeri, io penso che sia illusorio. Senta, ma il Friuli Venezia Giulia va verso l'arancione, quindi? Beh, siamo molto vicini, dati ieri siamo molto vicini all'arancione. Voglio ricordare che però che con le misure che la conferenza delle regioni aveva chiesto al governo, per i vaccinati l'arancione è come la zona bianca. L'avevamo voluto perché c'è una grande differenza tra chi è vaccinato e no. Cosa vuol dire? Che il non vaccinato rischia di andare in ospedale. Se l'ospedale si satura, noi rischiamo di mettere in crisi tutto il paese. Quindi chi è vaccinato protegge se stesso e protegge gli ospedali, lo ribadisco, e quindi protegge la propria comunità. E quindi le menzogne che vanno a dire in giro, ma il vaccinato si contagia, intanto con la terza dose ha il 75% di probabilità di non contagiarsi, ma anche se si contagiasse ha più del 90% di possibilità che non vada in malattia grave. Voi capite che stiamo parlando di numeri totalmente diversi rispetto a chi non è vaccinato. Io quello che consiglio, non soltanto sul trasporto, ma in generale, in questo momento dove oggettivamente i contagi sono alti, di utilizzare l'FFP2, perché se uno è vaccinato e si protegge con la mascherina che aumenta la protezione, riusciamo tutti un pochino più tranquilli in un momento come questo dove abbiamo dei numeri enormi rispetto ai contagi. Questa variante Omicron sta dando dei numeri enormi. E a proposito di vaccinazioni, sono iniziate oggi quelle al nuovo hub di Monfalcone che è stato allestito all'interno dello stabilimento della Fincantieri. Le prenotazioni sono già sold out fino alla fine di febbraio. Sono iniziate questa mattina alle 9 le vaccinazioni nel nuovo hub di Monfalcone, allestito presso lo stabilimento di Fincantieri. La struttura, che sarà attiva 7 giorni su 7 e rimarrà aperta fino alle 19, sostituirà la precedente nel centro anziani di via Fratelli Fontanot, con una capacità attorno alle 600 dosi giornaliere.
Tante le prenotazioni già registrate, tanto che le agende rimarranno chiuse fino al 28 febbraio. Ingressi separati tra utenti e operai eviteranno che i due entrino in contatto. Sì, avevo promesso che entro il 31/12 il centro anziani di via Fontanot sarebbe tornato alla sua funzione originaria, quindi adesso con la sanificazione che è in atto tornerà a svolgere la sua funzione di centro anziani. Ho potuto appurare che l'ambiente, oltre ad essere accogliente e ben organizzato, il Comune ha messo a disposizione i parcheggi, perché era necessario anche che ci fossero dei parcheggi sia per il personale sanitario nella prossimità, ma anche per le persone che devono, ovviamente, che hanno scelto di venire a vaccinarsi. Bisogna investire in sanità, bisognava farlo, probabilmente questo è un insegnamento che tutti abbiamo imparato. Questa è una regione che lo sta facendo. L'abbiamo ripetuto in queste ultime settimane, sono soprattutto gli under 18 i più colpiti dal virus. La popolazione scolastica è finita nel mirino, però per popolazione scolastica non si intende che ci si contagia a scuola, il riferimento è proprio alla fascia d'età. Insomma, i più piccoli, anche i bambini, sempre più spesso vengono colpiti dal Covid. Ne abbiamo parlato con Roberto Dall'Amico, che è primario del reparto di pediatria dell'ospedale di Pordenone, che tra le altre tematiche affronta anche quella degli effetti post-Covid nei più piccoli. Accenna anche ad alcuni dati che non sono relativi al Friuli Venezia Giulia, l'Italia, ma ci arrivano dagli Stati Uniti. Da madri affette da coronavirus sono nati bambini con trombosi e dischemie. Sentiamo. Dottor Roberto Dall'Amico, che situazione ovviamente vede nella popolazione dei bambini, dei ragazzini di fronte a questa pandemia da Covid-19? Siamo di fronte ad un aumento importante dei bambini che stanno contraendo questa malattia. Lo vedono i pediatri di famiglia nei loro ambulatori, lo vediamo noi che lavoriamo nei pronti soccorsi pediatrici. Era qualcosa che ci si poteva aspettare, perché i bambini rappresentano quella fascia della popolazione che non è stata soggetta fino ad ora a vaccino e che comunque ha mantenuto giustamente la possibilità di andare a scuola. La gran parte di questi bambini viene gestita a domicilio dai pediatri. Noi ne ricoveriamo un numero abbastanza contenuto. I criteri di ricovero sono questi: bambini molto piccoli o bambini che hanno dei problemi respiratori importanti e raramente, ma non troppo, anche bambini che hanno queste sindromi infiammatorie successivi al Covid e che hanno bisogno di un trattamento di tipo immunosoppressivo, quindi immunoglobuline, cortisone o altri farmaci che poi associamo quando, diciamo, le cose non vanno bene, ma che nella gran parte dei casi rispondono alle terapie. La vaccinazione resta comunque sempre l'unico antidoto, l'unica arma, ma soprattutto la consiglierebbe in una popolazione diciamo che non ha ancora affrontato il periodo scolastico delle elementari in su, anche sotto, quindi sotto i 5 anni, perché effettivamente sono quelli i bimbi adesso che potrebbero contrarre, no, il virus. Noi di professione facciamo i pediatri, quindi non possiamo che essere a favore di tutto quello che serve a prevenire le malattie. Prevenzione significa garantire ai bambini una vaccinazione nei confronti delle malattie che noi possiamo prevenire. Questo fa parte della storia della medicina e fa parte della storia della pediatria, quindi insomma noi siamo dei forti sostenitori dei vaccini in generale, non possiamo che sostenere l'attuale campagna di vaccinazione, che in questo momento è direzionata verso la popolazione tra 5 e 11 anni. È evidente che ci vuole sempre prudenza quando si introduce un farmaco nuovo e dobbiamo pensare che il vaccino un farmaco lo è, però i dati che abbiamo cos'è che mostrano? Mostrano che il vaccino è un vaccino sicuro nella popolazione degli adulti. Questo ha consentito di sperimentare il vaccino nella fascia di popolazione pediatrica da 12 anni in su, e anche qui si è visto che il vaccino era
sicura ed efficace, ed era logico che lo si sperimentasse in una popolazione da 5 anni in su. La tappa successiva, se il vaccino si dimostrerà altrettanto sicuro in questa fascia di popolazione, ma i dati che abbiamo tendono a confermarlo, sarà da valutare se si potrà utilizzare in una fascia d'età ancora inferiore, come succede a tutti i vaccini che noi utilizziamo. Percentuali ancora basse comunque. Ma diciamo che almeno qui a Pordenone abbiamo avuto un'ottima risposta da parte della popolazione. Dottore, qual è la sua preoccupazione in questo momento? Anche perché così i reparti si stanno riempiendo. Le preoccupazioni sono due: non poter garantire cure adeguate a bambini che entrano per motivi diversi. Spesso noi ci troviamo di fronte a bambini che hanno bisogno anche di cure o di interventi urgenti e che devono essere posticipate per il semplice motivo che il bambino o l'adolescente ha un tampone positivo, quindi questo è un grosso problema. L'altro problema che è di grande attualità è cosa può succedere ai neonati, quindi a bambini molto piccoli, figli di mamme che hanno contratto l'infezione da Covid-19. E i dati che abbiamo soprattutto dagli Stati Uniti, dove questa infezione, cioè questa tempesta perfetta è un po' in anticipo rispetto a noi. È in essere. Sì, è in essere, dicono questo, che ci sono tanti neonati figli di mamma Covid positiva che, o meglio, più che tanti, più di quanto ci si aspetti, che hanno complicanze importanti, quindi neonati che vengono ricoverati per polmoniti e neonati che vengono ricoverati poi per queste patologie trombotiche che possono essere molto severe in questa fascia d'età. Quindi il messaggio che dobbiamo dare: sì, dobbiamo vaccinare i bambini, ma dobbiamo ricordarci che dobbiamo vaccinare soprattutto le donne in gravidanza nel secondo e terzo trimestre di gravidanza, proprio per prevenire queste complicanze che dai primi dati risultano essere molto importanti. E a proposito dei più piccoli, in questi giorni è ripresa la scuola dopo la pausa per le festività natalizie. Siamo andati a intervistare un po' di genitori, viste le nuove regole che riguardano la quarantena e la didattica a distanza. La DAD spaventa naturalmente le famiglie, che sono preoccupate naturalmente anche per i contagi dei bambini. Sicuramente però il fatto che le lezioni siano seguite da casa rappresentano un problema per l'organizzazione familiare. Sentiamo allora che cosa hanno raccontato. I bambini questa settimana sono ritornati a scuola, ci sono però delle preoccupazioni da parte dei genitori, insomma soprattutto la DAD. Lei che cosa pensa? Cosa succederà? Ma io penso che la DAD bisogna evitarla in qualsiasi modo perché fa male ai bambini e quindi la scuola deve andare avanti non guardando troppo ai numeri dei infettati o anche dei morti e Friuli. Siete preoccupati per quello che può succedere nei prossimi giorni? Adesso vediamo poi i numeri, quelli che saranno. Sicuramente siamo un po' preoccupati perché anche noi genitori ad organizzarci a livello di DAD non è così facile, quindi abbiamo bisogno di aiuti esterni e quindi speriamo di non dover aver bisogno di questi aiuti esterni. C'è preoccupazione insomma per il ritorno in classe dei bambini? Oddio, chi non ce l'ha onestamente, un po' di preoccupazione c'è, però mi sembra che le cose fino adesso sono andate bene, speriamo che avendo le giuste attenzioni possano andare avanti il più possibile. E la DAD che spaventa più del virus? Un po' tutto francamente, la DAD, i bimbi sono bravi, però preferiamo che vengano a scuola. Qual è la situazione che si vive anche in famiglia? Ma personalmente un po' di preoccupazione sì, perché la paura dei contagi, insomma, con i bambini. Speriamo in bene, incrociamo le dita. La DAD se dovesse essere? Ma io sono favorevole. Meglio a casa, più sicuri secondo lei? Sì, secondo me sì. Nonostante questo aumento di contagi, i bambini secondo me a scuola ci devono andare, quindi condivido le direttive date, però siamo sempre comunque in un periodo dove bisogna stare molto attenti, questo penso, insomma. Per il momento stiamo tutti bene noi, quindi
chiaramente è un momento ancora abbastanza difficile. Come sta andando in classe? Insomma, ci sono bambini a casa? Beh, no, nella classe di Gabriele no, nella classe di Alessandro, che è l'altro figlio grande che va al liceo, ci sono dei ragazzi a casa invece, sì, perché comunque diciamo che non ne siamo ancora fuori, quindi bisogna stare ancora molto attenti, questo penso. Ci sono dei bambini che sono in DAD nelle nostre classi, noi proseguiamo fiduciosi, stiamo attenti, cerchiamo anche di mettere la mascherina, quella più protettiva, per cercare di aiutare noi e anche gli altri. Ecco, in caso di DAD che cosa si fa? Insomma, è auspicabile che non ritorni, però insomma, bisogna stare pronti anche a questo. Come vi organizzate in casa? Ma le nostre maestre onestamente sono ben organizzate e già pronte, quindi partiremo poi con un collegamento da casa. Per fortuna siamo fra le famiglie che ne hanno la possibilità, questo siamo fortunati. Si ragiona anche sul fronte vaccini, insomma, anche nel confronto di genitori, qual è la sensazione per i bambini? Mi permetto di parlare da medico. Se tutte le persone adulte si fossero vaccinate, si vaccinassero, forse non sarebbe occorso ricorrere anche a vaccinare i bambini. Però senz'altro i vaccini mRNA sono sicuri, quindi dal punto di vista farmacologico, chimico, biochimico mi sento di rassicurare tutti. Anche dal punto di vista proprio professionale, insomma. Per adesso in classe nostra non ci sono ancora state quarantene, quindi abbiamo un assente che è assente da 4-5 giorni, per adesso teniamo, non so quanto dureremo, ma per adesso teniamo. Meglio insomma la scuola in presenza o la DAD poteva essere anche accettata in questo mese particolare? E con i piccoli la scuola in presenza per noi famiglie è preferibile. E poi saperlo prima sarebbe bello, ma è difficile sapere qual è la cosa migliore in anticipo, lo scopriremo col tempo. E a proposito di vaccinazioni, questo pomeriggio a Manzano sono state somministrate le prime terze dosi per la fascia 12-17 anni. Sono circa 460 i ragazzini che si sono presentati accompagnati dai loro genitori per l'inoculazione. Si replicherà sabato, abbiamo raccolto alcune testimonianze tra mamme e papà, abbiamo sentito anche la direttrice dei distretti sanitari di Cividale e Tarcento. Dottoressa Agnoletto, oggi hanno aperto le terze dosi per i ragazzi dai 12 ai 17 anni, come è andata e come sta andando? La seduta è appena aperta, ma sta andando molto bene. Sono previste per oggi pomeriggio 452 vaccini ai ragazzi tra i 12 e i 17 anni. Data la buona risposta, l'azienda ha deciso di aprire anche per sabato pomeriggio prossimo sempre dei posti disponibili, che sarebbero 462. La risposta è molto buona, anche in generale per terze dosi e anche per gli adulti. Il Palazzetto Sport di Manzano si conferma come un hub privilegiato nel cividalese. Assolutamente sì. Ieri abbiamo fatto 1130 vaccini per persone adulti e anziani, sempre terze dosi, booster, richiami, con il vaccino Moderna. Stamattina ne abbiamo fatti altre 750 e altrettanti saranno previsti per tutte le giornate da giovedì fino a domenica. Perché hai deciso di farlo subito, prenotarsi subito? Per proteggerla. E anche dalla scuola? Dal fatto che è tornata a scuola e magari ci possono essere dei casi all'interno? Sì, anche per quello. Un po' la questione di tornare a scuola un po' le ha un po' turbato, il fatto che ci sono tanti contagi? No, perché mi sento abbastanza sicura nella scuola dove va lei, rispettano le regole, quindi mi sembra che sia tutto tranquillo. Allora, ne ha vaccinati tutte e due oggi? Sì, il terzo lo vaccino, terza dose, sì, il terzo il 24 gennaio. Quindi una cosa velocissima praticamente, avete voluto subito fare la terza dose? Sì, così almeno possono andare a scuola nel caso in cui abbiano 2 compagni positivi, c'è tutto questo iter difficile, per cui abbiamo preferito vaccinarli subito. Così evitano quarantene. Potrebbero. Per quanto è possibile, sì, facciamo insomma quello che si può fare per limitare i danni.
Anche per stare in presenza, piuttosto che in didattica? Assolutamente sì. Sì, sì. Preferite avere la presenza per loro? Assolutamente, proprio non c'è nessun dubbio, meglio in presenza, sempre. Contento di aver fatto la terza dose per tuo figlio? Sì, sono contento, ho notato una grande organizzazione, anche se all'inizio c'era un po' di coda fuori, ma poi si è smaltita all'istante. Sono molto bravi, soprattutto oltre ai dottori naturalmente, anche tutti quelli della protezione civile che si danno da fare, ho notato che ci sono parecchie persone qui dentro e un plauso all'organizzazione. Ha deciso di fargli fare la terza dose per permettergli di andare a scuola anche in presenza, con queste nuove regole? Certo, anche se per alcuni sembra che ci sia questa dittatura, fra virgolette, io credo invece che il vaccino sia una maggiore libertà. Sono di questa opinione, spero di non venire smentito nel futuro. E suo figlio convinto? È stato lui stesso magari che ha detto andiamo, papà? Sì, ne ho due, entrambi volevano farsi vaccinare perché hanno avuto l'esperienza della DAD e non avrebbero mai più voluto ripeterla e quindi sono stati ben felici di questa cosa e di questa possibilità. Terza dose, se era convinta sua figlia oppure più convinto lei? Ma io sono convinto e anche lei era convinta fin da subito, fin dalla prima dose, per cui siamo assolutamente favorevoli. Avete paura un po' della didattica a distanza? Beh, quello sì, perché comunque è sempre un po' difficoltoso farlo a distanza. In presenza, secondo noi, sarebbe meglio dal punto di vista delle lezioni, insomma, per cui preferiremmo che si tornasse alla normalità. Sente la scuola come un luogo sicuro? Ma direi che se tutti si vaccinassero, insomma, diventerebbe un luogo sicuro. Aveva paura di questa terza dose oppure è stato convinto? Sì, convinto. Per i primi suo figlio? Sì, ma anche perché scadeva, quindi era meglio approfittare subito. Ha fatto subito la prima e seconda, adesso fa subito la terza. Sì, sì. Per permettergli anche di andare a scuola tranquillo. Esatto, così speriamo che vada sempre a scuola, specialmente. Questa diciamo è la prima cosa che lei ha pensato oppure in generale pensa che il vaccino? In generale penso che sì, insomma, sia una cosa da farsi, ecco. Credo in quello che faccio, per cui. Nella scuola di suo figlio ci sono tanti magari anche. Non ho idea, non ho. Cosa pensa delle nuove regole della scuola? Quarantena, non quarantena, 2, 3 positivi, la regola 1, 2. Seguiamo e così siamo tutti tranquilli. Si è parlato molto del mondo della scuola, delle nuove regole per DAD e quarantena in occasione delle ultime festività natalizie. Come è andata effettivamente la ripresa della scuola? Per trovare una risposta che fosse anche significativa abbiamo scelto di entrare nella scuola del Friuli Venezia Giulia che conta il maggior numero di studenti. Vediamo allora come è andata. Al rientro dalle vacanze per le festività natalizie, il mondo della scuola si è trovato all'ennesimo banco di prova. Da un lato l'obbligo vaccinale per gli insegnanti, dall'altro le nuove regole che riguardano le quarantene e la DAD e poi questa variante Omicron che imperversa e che naturalmente crea delle difficoltà anche nelle aule, tra i banchi, così come nel resto della società. Siamo entrati in quella che è la scuola principale della nostra regione, quella che conta il maggior numero di alunni. Siamo al Malignani, siamo in compagnia del dirigente scolastico, il professor Andrea Carletti. Grazie intanto per l'ospitalità. Allora, com'è andata questa prova del 9, questa ennesima prova per il mondo della scuola? Questo è un anno molto complicato perché già a settembre avevamo avuto un piccolo disagio con l'apertura di un cantiere per la ristrutturazione antisismica. Adesso riprendiamo, dopo le vacanze natalizie, riprendiamo con un nuovo picco di emergenza pandemica. La situazione è gestita ed è gestibile fino adesso. Abbiamo qualche
preoccupazione che possa aumentare ancora ad un ritmo più rapido di quello che potremmo essere in grado di gestire, però in questi primi giorni non sta succedendo e questo ci fa pensare bene. I dati di oggi sono stabili rispetto a quelli dei giorni precedenti, cioè abbiamo circa 120 ragazzi positivi che quindi sono a casa, abbiamo 113 ragazzi in quarantena, credo 5, mi documento perché mi sono preso qualche appunto, abbiamo 4 classi in DAD. 4 classi in DAD su un totale? Su un totale di 117. E quindi anche i 120 studenti positivi su un numero complessivo? Su un numero di 2750 allievi, quindi non sono percentualmente valori molto rilevanti. Tra i docenti abbiamo 3 docenti positivi e 5 docenti in quarantena. Sono numeri piccoli perché abbiamo circa 300 docenti. Quindi una situazione ancora sotto controllo, sono numeri elevati ma rispetto al totale chiaramente... Ecco, il grande lavoro è sulle spalle di uno dei vicepresidi, il quale è il responsabile Covid, e tutti i giorni è collegato dalla mattina alle 7 fino alla sera tardi con l'azienda sanitaria, ma anche è riferimento per tutte le famiglie, quindi riceve le email delle famiglie che gli segnalano i nuovi casi. E lui sta facendo davvero un lavoro importante per la scuola perché attraverso di lui deve essere filtrato tutto. Quante mail riceve? Perché immaginiamo che insomma sia un lavoro importante anche a livello di numeri. In una giornata riceve senz'altro più di 100 email che vanno gestite, nel senso che ogni mail dà origine a delle comunicazioni ai coordinatori di classe, a seconda della situazione, insomma comunque lui riceve 100 e ne farà uscire 200 o 300 al giorno. Ecco, questo rapporto costante anche con l'azienda sanitaria è importante anche per gestire in tempo reale, no? Una situazione che è in continua evoluzione per dare alle famiglie, agli insegnanti risposte nei tempi più rapidi possibili, in un momento in cui sappiamo i dipartimenti di prevenzione hanno anche loro insomma, un carico di lavoro incredibile, difficile, quasi impossibile da gestire. Ogni tanto pensiamo a questo lavoro che è capitato sul servizio dell'azienda sanitaria Friuli Centrale, che è quello con cui noi siamo in contatto, ma immagino che tutti gli altri servizi in regione lavorino nello stesso modo, e ci è dispiaciuto di non poter entrare di più nella collaborazione con loro, ma noi non possiamo gestire i dati sanitari, quindi rimaniamo ad applicare, ed è difficile da far capire alle famiglie che quando arriva una quarantena non siamo noi che decidiamo, ma è l'azienda sanitaria, l'autorità sanitaria. Questo è stato uno dei temi di queste ultime settimane, perché è difficile far capire a un genitore che non è all'interno di questi meccanismi che la scuola fa soltanto da tramite sul tema sanità. C'è poi un altro aspetto, quello degli insegnanti Novax o comunque del personale della scuola più in generale che ha scelto di non vaccinarsi. Qual è la situazione al Malignani? La situazione al Malignani è una situazione contenuta. Sono 8 gli insegnanti che sono stati sospesi per mancanza di vaccinazione e 3 unità di personale non docente. Questi sono numeri piccoli perché in tutto noi abbiamo circa 400 dipendenti nella scuola, quindi sono 11 su 400. Quindi anche in questo caso numeri contenuti. Numeri contenuti. Ecco, durante le vacanze natalizie si è aperto questo dibattito relativo al ritorno a scuola. Molti presidi hanno chiesto, firmando un appello in questo senso, che ci fossero almeno 2 settimane di DAD, perché la scuola in presenza, vista l'evoluzione della situazione e anche le nuove regole messe in campo, sembrava di difficile se non impossibile gestione. Adesso che la scuola è ripresa in presenza, lei insomma, che valutazione fa? Io allora non ho aderito a quell'appello dei dirigenti, che erano dirigenti di tutta Italia, in gran parte li conosco perché lavoriamo sempre insieme, e ho detto che non mi dichiaravo solidale a questa iniziativa perché non teneva conto delle esigenze delle famiglie. Io sono al corrente di tantissime famiglie con bambini piccoli
che hanno la necessità della scuola per poter andare al lavoro, per poter organizzarsi una vita normale. Mettere 2 settimane di chiusura da qualunque servizio scolastico, dopo peraltro la pausa soltanto delle sulla base festività. di ipotesi, che peraltro fino adesso non mi sembra si siano ancora verificate, secondo me era una cosa che diventava utile per le scuole perché riuscivano a programmare diversamente la loro organizzazione interna, ma non era utile per l'utenza, per le famiglie. Quindi ho preso una posizione diversa. Con i colleghi si parla sempre di questo, speriamo che non ci siano picchi eccessivi, come dicevo prima, che impediscano di utilizzare le risorse della scuola, perché se avremmo problemi con i computer, perché ci vorranno computer per tutti, in quanto le classi in DAD aumenteranno, ci saranno alcuni ragazzi che potranno venire a scuola, altri ragazzi che non verranno a scuola. Un'altra ipotesi di lavoro è quella che tra pochi giorni possiamo diventare arancioni, entriamo in zona arancione, e questo cambia alcuni parametri importanti, per esempio quelli dei viaggi sulle corriere, dei ragazzi pendolari che vedranno ridotti i posti a disposizione sulle corriere. Non voglio portare sfortuna, né sono abituato ad anticipare le cose, però dico che in questo caso dovremo attuare una didattica mista, alcuni a scuola e alcuni a casa, e questo comporterà uno sforzo tecnico non da poco. Ecco, al Malignani arrivano ragazzi non solo di Udine, anzi moltissimi arrivano dal resto della provincia, anche da fuori provincia, così è anche per altri istituti di Udine, quindi è evidente che questo è un tema importante. In generale quello dei trasporti, l'abbiamo capito in questo lungo periodo di pandemia, è un tema centrale per le scuole superiori. Sì, credo che gli assessori regionali, Rosole, Impizimenti, ma gli stessi comuni abbiano timore di questo momento, di questo passaggio in zona arancione, perché si scatenerà un po' una corsa alle cose già dette, cioè che ci vorrebbero più corriere, che ci vorrebbero presidi sanitari anche sulle corriere, ma cose che non si possono fare. Comunque non anticipiamo i tempi, lavoriamo sul reale. Questo è uno sforzo che chiedo sempre al mio staff, perché altrimenti si va tanto lontano e poi si raccoglie poco. Parliamo un attimino di didattica e quello che è successo in questi ormai 2 anni di convivenza con la pandemia. Ci si è strutturati per evitare di non lasciarsi qualcosa indietro? Si riesce a lavorare comunque? Cioè, dopo le difficoltà della fase iniziale ci si è strutturati per affrontare questa che ormai più che un'emergenza sembra essere diventata quasi una routine, purtroppo? Purtroppo? Sì, c'è qualche osservazione che possiamo fare a distanza di 2 anni da questa fase incerta del percorso scolastico di questa generazione di studenti. In particolare mi riferisco al fatto che si notano, soprattutto nei ragazzi più giovani delle scuole superiori, chi è entrato 2 anni fa nel biennio, chi è entrato l'altro anno, hanno difficoltà a comprendere alcune fasi del loro percorso, in particolare gli mancano alcuni prerequisiti per andare nel triennio. Vedete, qui siamo nel laboratorio di meccanica che vi ho portati qua perché è un laboratorio in fase di ristrutturazione. Portiamo via i vecchi torni che ormai sono desueti e obsoleti, e stiamo preparando per l'arrivo di una grande macchina CNC che sarà la base di formazione dei ragazzi del futuro. Una macchina a controllo numerico. Una macchina, sì, a controllo numerico, e quindi ne abbiamo già qualcuna piccolina, come vedete, ma ecco, i ragazzi non hanno avuto un numero di ore sufficiente di addestramento in laboratorio, di adeguamento delle proprie concezioni della meccanica alle ipotesi che invece praticheranno regolarmente nel triennio. Questo è un passaggio a cui abbiamo cercato di porre rimedio anche quest'estate, chiamandoli per alcune giornate solo di laboratorio con i docenti e con i compagni in un numero adeguato,
ma quest'estate non c'era il problema. Adesso torniamo in una fase in cui torniamo a blindare un po' i laboratori perché la promiscuità dei ragazzi non possa diventare pericolosa. Torneremo probabilmente anche a fare delle attività di recupero quando saremo di nuovo possibilmente più liberi. Allora, abbiamo visto il cantiere che riguarda il laboratorio. In questo periodo la scuola è andata avanti, ha affrontato la situazione di emergenza, soprattutto ha trovato il modo di reagire. Alle sue spalle ci sono delle aule nuove che sono state ricavate a disposizione degli studenti, peraltro anche in tempi molto rapidi. Molto rapidi. Noi abbiamo saputo all'inizio dell'estate che a metà luglio sarebbe stato aperto il cantiere per riqualificare ai fini antisismici una parte degli edifici della scuola. L'EDR, l'ente di decentramento regionale, ha lavorato benissimo e noi abbiamo lavorato con loro, ci siamo trovati in accordo sui tempi, tutti hanno mantenuto la tempistica. Ai primi di settembre erano pronte 30 aule nuove ottenute dentro, diciamo, nella parte dei capannoni, dei laboratori del Malignani. Queste 3 aule, le vedete, sono aule ottenute semplicemente con pareti di cartongesso e con una struttura moderna, nel senso che sono tutte cablate. Qua si vede anche, se viene qui, sì, anche qui c'è si vede anche la sezione a doppio ingresso con ricambio d'aria, quindi una doppia porta per fare la corrente d'aria, per permettere che siano aule gestibili dal punto di vista sanitario. In questo contesto abbiamo ottenuto anche qualche aula di più di quelle che abbiamo chiuso e quindi quando si riapriranno le aule, tra un anno, speriamo prima, le aule nuove, quelle che saranno blindate, antisismiche, avremo un'abbondanza di locali di cui potremo disporre e questo ci fa pensare bene per il futuro. Assolutamente, anche perché sappiamo che il tema degli spazi per le scuole superiori di Udine è un tema assolutamente caldo. A conclusione le vorrei chiedere un messaggio da mandare ai ragazzi, a mandare alle famiglie. Con gli insegnanti immaginiamo che ci sia un dialogo costante e quotidiano. Ecco, che cosa vuole dire ai ragazzi e alle famiglie che ci stanno seguendo? Io voglio dire ai ragazzi in particolare, ma anche ai loro genitori, che dopo 2 anni di questa vita un po' di stenti osserviamo che c'è qualcuno che comincia a cedere sul piano emotivo, sul piano della resistenza psicologica. Bisogna tener duro, bisogna organizzarsi, bisogna credere che presto saremo fuori da questa nuova fase e che la cosa pubblica ha funzionato, pur con i limiti che sono stati osservati da tanti, però sostanzialmente la scuola ha tenuto, è un luogo che si può frequentare, è un luogo che ha cercato di mettere in sicurezza ragazzi e adulti e quindi abbiate fiducia nella frequenza della scuola, abbiate fiducia in quello che viene messo a disposizione. Se c'è qualcosa che non viene messo a disposizione, questo richiede la vostra collaborazione, non la vostra opposizione. Ecco, bisogna segnalare tutto, ma bisogna capire che è difficile portare a regime un sistema scolastico in queste condizioni. Presto saremo di nuovo liberi, speriamo con l'arrivo della primavera, come è successo l'anno passato, avremo una maggiore libertà e potremo parlarci con più serenità. E per chiudere ci occupiamo di un altro aspetto, torniamo a parlare del Green Pass e in particolare delle nuove regole che riguardano l'accesso ai pubblici esercizi, a bar e ristoranti. Abbiamo sentito alcuni gestori di locali che segnalano intanto un calo generalizzato dei clienti e poi anche un po' di imbarazzo quando si tratta di allontanare clienti che non sono in regola con la certificazione verde. Vediamo allora qual è la situazione a Udine. Come reagiscono i clienti a questa necessità di controllare il Green Pass al banco e anche ai tavolini all'esterno?
Sono un po' sconvolti perché la gente viene qua, sono abituati di entrare, sedersi, ordinare, invece prima di ordinare dobbiamo chiedere il Green Pass e se magari non è valido dobbiamo mandarli via, a noi ci dispiace tantissimo. Allora, devo dire che sono abbastanza preparati, si presentano proprio alcuni già con il telefono acceso sullo schermo, quindi sono pronti. I clienti a cui chiedete il Green Pass sono infastiditi, ve lo mostrano, fanno problemi, come va? No, ormai sono abituati, cioè proprio te lo portano, mettono già sul tavolo quando arrivano, sanno, si abituano, ci abituiamo a tutto. Allora, qualcuno è felicissimo di mostrarlo, entra già e qualcuno invece stenta un po', sbuffa, non lo trovano, non ce l'hanno. Siamo costretti ad allontanarli perché essendo sprovvisti non si può rischiare. Qualcuno che ti dice lei come si chiama, quanti anni ha, perché me lo chiede, che lavoro fa, dove è nata, cioè vogliono avere il riscontro, cioè è come se ti prendessero in giro, cioè ce l'hanno ma vogliono altrettanto sapere di te, vita, moto e miracoli. I nostri clienti sono stati molto disciplinati e noi comunque li abbiamo abituati così, infatti noi non transigiamo su quello, si controlla il Green Pass a tutti, non si fanno eccezioni, anche sull'uso della mascherina, noi siamo proprio fiscali su questo e speriamo insomma che la situazione adesso migliori. Succede comunque che ci sia qualche Green Pass? Sì, è successo stamattina proprio che c'era un ragazzo che era down e che purtroppo il papà e il accompagnatore ce l'aveva il Green Pass, ma il ragazzo purtroppo no, io ho dovuto mandarli via, anche mi è dispiaciuto, ma ho dovuto mandarli via, mi dispiace tantissimo. Siete comunque in una situazione di, umanamente di imbarazzo con i clienti? Molto, molto, perché sono gente che arrivano ogni giorno e purtroppo succedono queste cose qua e mi dispiace veramente, quello è. Mai è stato necessario per voi chiamare le forze dell'ordine per qualche disordine? Qualche volta sì, per qualcuno che non voleva uscire. E quindi sì, piuttosto che prendersi anche una multa è meglio, purtroppo, dico purtroppo perché sì, è una situazione un po' così, è strana, cioè non è più la convivialità che c'era una volta, sono tutti molto attenti, si siedono, non hanno capito ancora le regole, stanno con la mascherina, mangiano da sotto, qualcuno non la toglie, se non ce l'hai perché non ce l'hai, ma se devo mangiare la tolgo. Ma io al banco posso stare senza mascherina? Certo, come bevi il caffè? Cioè non hanno ben capito come funziona, tutti, chi troppo, chi niente. Avete notato un calo di clientela da quando è entrato in vigore l'obbligo del Green Pass? Sì. Su che ordine potrebbe essere? 20-30%. Perché prima stavano all'esterno, potevano almeno stare all'esterno, adesso non possono neanche all'esterno. E quindi, oltre secondo me le varie quarantene e tutto quanto che porta via, perché un malato in famiglia vuol dire 4 persone a casa e quindi si riduce per tutti quanti l'affluenza. Si è notato la differenza, il calo c'è stato. Indicativamente da che periodo avete registrato il calo? Già dal mese di dicembre, quando era entrato in vigore il Super Green Pass normale, sì. Sicuramente il Green Pass, anche perché comunque c'è tanta gente che ancora non ce l'ha, quindi anche adesso da ieri mi pare che anche chi non ce l'ha non può neanche più stare all'esterno, quindi comunque si nota che c'è meno gente in giro già da oggi anche comunque. Ma comunque il caffè ci viene sempre a bere. Magari vengono un po' meno a mangiare, quello sì, ma il caffè non manca mai, quello sicuro. Anche come gli aperitivi, c'è. Il lavoro adesso come adesso è quello che è. Speravamo un po' meglio, con Green Pass uno si sentiva più sicuro, dentro sono tutti vaccinati e invece qualcuno ha ancora dei dubbi e siamo ancora un po' così. Oggi discretamente, diciamo che l'inizio dopo le feste non è stato proprio entusiasmante, però insomma dai, ci difendiamo abbastanza bene lo stesso. Come è andato il periodo intanto natalizio? Allora, il periodo natalizio è stato un periodo abbastanza buono, personalmente noi non ci lamentiamo, siamo lontani dai numeri del periodo pre-Covid, però insomma sicuramente meglio dell'anno scorso dove invece eravamo chiusi tra Natale e Capodanno, quindi diciamo che è andata bene, dai, ecco.
sono state un po' di disdette dovute all'aumento dei contagi, prenotazioni che si ridimensionavano giorno dopo giorno, però insomma noi abbiamo gestito la situazione in sicurezza e diciamo che abbiamo portato fuori col periodo delle festività abbastanza bene. Okay. Un calo rispetto, diciamo, ai periodi di pre-Covid sull'ordine indicativo di che percentuale? Ma almeno un 30%, almeno un 30% sì, di meno. Insomma ci sono anche distanziamenti, quindi si può ospitare meno persone, quindi è comunque fisiologico, ecco, il calo, non è dovuto solo alla pandemia, ma è dovuto, insomma, alle restrizioni. Speriamo che il clima aiuti sicuramente a far calare l'ondata e che si ricominci, insomma, a lavorare bene, a lavorare come si lavorava, insomma, prima di tutto questo. Avete registrato un calo rispetto a quando non era obbligatorio il Green Pass con l'arrivo anche del freddo per l'esterno e l'interno dei tavolini? Assolutamente sì, si è notato la differenza, il calo c'è stato. Indicativamente da che periodo avete registrato il calo? Già dal mese di dicembre, quando era entrato in vigore il Super Green Pass normale, sì. Eccoci, signora, come si trova con il nuovo Green Pass? Benissimo, è stata prima la signorina per chiederci cosa volevamo prendere, ci ha chiesto il Green Pass, l'abbiamo esibito e molto bene. Siamo sicuri? Ecco, ci si sente più sicuri? Certamente, mi pare che ci dà una sicurezza in più, possiamo stare all'aperto, possiamo stare all'interno e prosegue bene. Speriamo che continui così. Signora, anche lei con il Green Pass alla mano? Guardi, certamente mi dà molta più sicurezza. Così, insomma, io sono vaccinata e sono a posto e so che anche quelli che mi circondano sono a posto. Ecco, anche si impara ad esibire subito il Green Pass col telefonino? Sì, tranquillamente. Sai che tieni la cosa a portata di mano e è tutta questione di abitudine, di prendere un minimo di familiarità e di ritmo, ecco, definiamolo così. È tutto per questa puntata di Elettroshock, grazie naturalmente per averci seguito, grazie ai tecnici in regia, l'appuntamento è per la prossima settimana, arrivederci. Questo programma è stato offerto da Condifesa FVG.